Guardate dove mi trovo, nella bellissima Belize, con le piramidi Maya dietro di me. E mentre che sto aspettando Sharon che ritorna dal suo, diciamo, video, stava facendo un video con un altro nostro amico, facendo delle registrazioni, anche lei. E nel mentre, insomma, mi fate un po' compagnia, andando un po' in giro in questo sito bellissimo. Sono l'unica persona, a parte Sharon e il nostro amico videografo, di questo sito bellissimo, dove qualche giorno fa sicuramente, non so se l'ho messo, però se l'ho detto, ma ho visto diversi serpenti qua. Però ovviamente i serpenti hanno paura dell'uomo, quindi nessun problema. Soprattutto lo dico a mia mamma, che sicuramente vedrà questo sito e mi dice sempre: "Ah, ma stai attento ai serpenti, stai attento agli animali". Guarda, siamo nella giungla, è impossibile non vedere animali, è impossibile, stare attento ad ogni minimo secondo a tutto. Sì, guardiamo a terra, guardiamo se ci sono cioè, ragni, se ci sono serpenti, ma prima che noi vediamo loro, in realtà loro vedono noi. Quindi questi sono piramidi, un sito archeologico molto, molto antico, cioè qua parliamo ovviamente di migliaia di anni prima di Cristo. Adesso è arrivato qualcuno della sicurezza, vediamo cosa vuole. E intanto, beh, mentre siete live, così spiego. Niente. Oh, good man. I'm actually close at 5 o'clock. Ah, half an hour? Yeah, we are out of, for sure. There are other guys around the area, but Yeah, we are just letting finishing. you know though. We are finishing by that time, for Sure. sure. Thank you. Yeah. So, quindi sono in Belize, Angie. Sono in Belize, stavamo qui con la mia ragazza per questioni lavorative del business della mia ragazza, e quindi nel mentre io sono qui, insomma, in compagnia per accompagnare questo viaggio molto, molto bello, riguardo al cacao, al mondo Maya. Sto imparando molto, soprattutto nella parte di medicina tradizionale, la medicina tradizionale antica Maya, dove molti rituali si performano quando ci sono magari delle infezioni, piuttosto che anche malattie gravi. Loro usano molto le erbe, come ma ovviamente tante civiltà antiche usavano le erbe per curarsi. E non solo, diciamo che la psicoterapia, quella nostra moderna, quella che uso anch'io, insomma, nel mio lavoro, quella dell'ipnosi, del parlare, di esternare le emozioni, di capire qual è la radice del dolore. Questo veniva fatto già anche prima, solo che magari prima si pensava che ci fossero degli spiriti dentro l'essere umano che andassero a intaccare quella problematica fisica, quindi si andava a scacciare, diciamo, questa sorta di spirito malefico dentro il corpo. Queste pratiche vengono ancora fatte oggi qua attraverso gli sciamani, no, gli sciamani che li chiamano Bushman, i Bushman. Non so se ci sono anche donne che praticano questo, ma sono sicuro che ce ne siano, insomma, penso. Sicuro no, però da quello che ho capito ci sono ancora questi sciamani. Non li ho incontrati, però ho sentito tante storie riguardo, comunque, che ogni villaggio ancora c'ha i propri curatori, anche qui in Belize. Ma te ci credi? A che cosa, Angie? Io ci credo al fatto che dentro di noi ci siano spiriti malefici che creano malattie. Io penso che alla fine non ci sia veramente uno spirito malefico, ma è il nostro pensiero che viene intaccato, quindi la nostra psicologia. Io non penso che ci sia nulla di esterno a noi
che non sia fatto della nostra stessa essenza. Quindi lo spirito all'esterno di noi, all'interno di noi, in realtà stiamo parlando della stessa cosa. Questo è quello che credo. Quindi sicuramente anni migliaia di anni fa, insomma, non avevano quelle evidenze scientifiche che abbiamo noi di vedere come il nostro cervello cambia in base alle nostre credenze, no, quindi io vi posso dire che ho nelle prime settimane quando insomma, i miei pazienti iniziano questa terapia che uso io, la Mind Body Therapy, iniziano a cambiare i pensieri. Cambiando i pensieri, cambiamo il modo in cui ci sentiamo. Quindi cos'è? È andato via lo spirito? No, lo spirito che abbiamo dentro è sempre uguale, ma cambia il nostro procedimento dal punto di vista mentale, psicologico. Ovviamente le tra l'altro di questa cosa della paura volevo dirvi una cosa: quando qui, i Maya, insomma la popolazione locale, ehm, vanno incontro a avvenimenti che gli le spaventano molto, esempio, che ne so, presente quando qualcuno ti spunta da dietro e tu non te l'aspettavi e tu inizi a saltare, dici: "Oh, cos'è successo? Chi è?" E lì ti spaventi. Loro, le popolazioni locali Maya, alcuni di loro, trattano questa cosa dello spavento attraverso il bruciare i capelli o la barba, o un capello o una barba, una parte della barba di quella persona, in segno per scacciare quello spirito che è entrato dentro di loro, che è la paura. Attraverso questo rituale di bruciare questo capello, loro si sentono meglio. Loro credono che attraverso questo piccolo rituale il loro sistema nervoso, il loro spirito si vada a pulire. Ora ho un piccolo déjà vu in questo momento mentre che sto facendo questo audio, come se io fossi già stato qua, ehm, in questo posto. Tra l'altro è molto strano essere qua, in un posto magico Maya, un sito magico con le piramidi qui di fianco a me, ed essere da solo, a parte gli altri 2 ragazzi e i la guardia, no, che sta qua. È molto strano, perché sono posti sacri che chissà quante persone ci son passate, da qua. Ovviamente questi alberi che vedete qui probabilmente non erano neanche qua, non erano neanche qui e son cresciuti in queste migliaia di anni, nel mentre. Sono comunque in Belize, nella parte sud, ehm, mi sposterò nei prossimi giorni, verso altri posti del Belize per poi arrivare in Guatemala, e dal Guatemala poi staremo altre 3 settimane per poi ritornare in Europa. Insomma il tempo passa veloce, son già passate credo 2 settimane, quasi, 1 settimana e mezza. Ehm, ma dove sei che è giorno da te? Sì, sono le 4:30, le 4:50 più o meno. Ehm Farai altri video? Ma altri video li farò sicuramente. Ovviamente li cerco di fare video, quelli che sono dentro YouTube, sono stati già registrati, quindi quelli che vedete ogni lunedì la sera sono già stati registrati perché li avevo registrati prima di partire per il Belize, quindi nessun problema. Sicuramente arriverà un momento in cui dovrò fare altri video, metterli su YouTube, a parte questi live, queste dirette. Ehm, Però quello insomma se ne parlerà sicuramente a metà novembre, dove avrò finito i video registrati e farò altri video sicuramente. Ma sono in un periodo di ispirazione, perché qui c'è molto silenzio, qui ho pochissimi dati, ho pochissimo internet, devo far tutto in quasi 2 ore nel giorno, rispondere alle email, le cose più urgenti, ma le altre cose, non le posso fare, perché siamo sempre abbastanza in viaggio, siamo sempre in macchina a parlare con le persone. Prossima settimana siamo un po' più tranquilli, però, magari vi dico anche il perché siamo fisicamente qua, perché c'è stato un grande, grande incendio 1 anno fa circa qui in Belize,
ha veramente bruciato molte delle campagne delle farm, delle campagne di cacao qui in Belize, e molti hanno perso le loro piantagioni. Il loro principale sostenimento di queste popolazioni erano le loro farm di cacao. Questo cacao viene venduto, a delle cooperative. Questa cooperativa qui del Belize, del sud del Belize, collabora con l'azienda della mia ragazza, che si chiama Herbal Cacao. È un cacao, puro, organico. Questi chicchi di cacao vengono portati in Europa, e dall'Europa vengono ovviamente processati per fare non il cioccolato, ma il cacao da bere. Ora, visto che siamo qui, ve lo dico, insomma, come è fatto il cacao da bere. È molto diverso dal cioccolato. Non c'è assolutamente lo zucchero, non viene processato come il cioccolato, che molti di noi in Europa lo mangiamo con lo zucchero, dalle barrette, ma perdiamo veramente tanto proprietà benefiche, come quelle del magnesio, di altri minerali, che è il potassio, che vengono veramente bruciati da questo procedimento, no? Ora il cacao ce l'ho qua, se lo volete vedere, questo qui, guardate. Oh, vediamo se ve lo faccio vedere. Ok, questo è cacao con dell'acqua che viene ovviamente ehm, mescolato, acqua bollente, e viene bevuto. Si beve, non è come il cioccolato, quindi in barretta. Vediamo di berlo insieme a voi. È amaro, sicuramente amaro. E poi lo daremo in offerta a uno di questi cacao, di questi grandi alberi qui, di questo sito Maya sacro. Ora il ragazzo dietro, la guardia, sta cercando di capire quando ce ne andiamo via, perché alle 5 chiudono. Quindi magari faccio un giro insieme a voi per trovare Sharon e Alfonso, che sono andati in giro da queste parti. Comunque, chissà dove sono. Poi devono anche lavorare con un drone per vedere tutto dall'alto, magari riusciamo a farvi vedere un po' di immagini. Comunque, se siete interessati a questa cosa, vi faccio un po' faccio pubblicità alla mia ragazza. Guardate il sito, l'Instagram si chiama Herbal Cacao con la H, Herbal Cacao. Magnifico prodotto, se siete alla ricerca di un prodotto che sostituisce il caffè, questo non dà nessuna ansia, non dà quel senso di crash dopo che hai bevuto il caffè. Ti dà un'incredibile energia, tantissimo focus per lavorare, ti dà quella parlantina che io non ho normalmente, quindi io sono molto più aperto con le emozioni, con quello che ho da dire. Mi aiuta tantissimo dal punto di vista emotivo, spirituale, perché comunque anche dal punto di vista spirituale il cacao ti dà quel senso di calma e di connessione col presente. Quindi se vogliamo mettere dal punto di vista spirituale, posso dirvi che per le meditazioni, soprattutto quelle che io faccio su YouTube, se avete una bevanda di cacao è diverso che avere una bevanda di caffè. È diverso, bevetevi un caffè e poi fate meditazione, bevetevi il cacao e poi fate meditazione. Se siete interessati, poi guardate lì sull'Instagram di Sharon, insomma, e da lì potete capire se vi interessa provarlo o no. Ci sono tutti i link possibili per il sito web, arriva anche in Italia tra l'altro. Cos'altro? Cos'altro posso dirvi? Sono passati 14 minuti, a sto punto chiudiamo quasi insieme perché tra 15 minuti devono chiudere. Vediamo se i ragazzi si sono fatti vivi, ancora no, chissà che li perdiamo in questo sito, che poi è un sito molto piccolo, anche se queste piramidi chissà quanto erano grandi, no? Guardate questi massi perfetti, non so come sono stati portati qua migliaia di anni fa, prima di Cristo, e guardate come venivano messi perfettamente,
uno sopra l'altro, tagliati così, e si diceva che erano popolazioni primitive, antiche, ma in realtà questi qua sapevano perfettamente cosa stavano facendo, avevano dei tool sicuramente che oggi non sappiamo come hanno tagliato questi grandi massi, come li hanno portati qua, no, le stesse cose delle piramidi egizie, come hanno fatto quelle piramidi. Io credo che migliaia di anni fa, prima di Cristo, c'erano popolazioni molto avanzate, ehm, che sapevano molto più di quello che sappiamo noi. Quello che a me interessa dal punto di vista medico è di capire come loro si curavano, come loro riuscivano a curare le malattie, cosa facevano se avevano dolori cronici, cosa facevano se si afflivano di asma. Sicuramente queste pratiche sia di erbe che di rituali psicologici, come possiamo dire psicologici, curavano, senza assolutamente nessun farmaco. Noi sappiamo che i farmaci arrivano dalle erbe, ma se le erbe le vediamo come entità spirituali, come qualcosa che siamo noi connessi a quelle erbe, e lì c'è qualcosa di più che solo un qualcosa che mettiamo dentro il corpo, no, le credenze di quelle erbe sicuramente hanno questo effetto placebo, che è un effetto curativo, però l'effetto placebo possiamo dire che magari è momentaneo. Nella nostra medicina è momentaneo, infatti, non so se sapete, per vedere come se un farmaco funziona o no, si fa un test col placebo. Si vede se mettendoti se ingerendo una pillola di acqua e sale piuttosto che una pillola di quel farmaco, qual è la differenza. Se c'è la differenza, se è netta, quel farmaco vuol dire che funziona, se invece non è netta, quel farmaco non funziona. Okay? Questo è un classico. Ehm, Questo possiamo dire che il placebo è un cioè il placebo è una terapia, la possiamo usare, assolutamente. Si curavano con i minerali un tempo, sì, ma si curavano con tante altre cose, non solo la roba da ingerire. Noi pensiamo che con una roba da ingerire, tutto passa, è tutto un antinfiammatorio e tutto va bene. No, dobbiamo capire anche perché siamo arrivati a quella malattia lì, da dove arriva quella malattia. Ci sono tanti fattori ovviamente, non sono solo la chimica che mangiamo, lo stress. Ci sono anche molti traumi di quello che è successo nella nostra vita da quando siamo bambini, da come pensiamo, da come ci muoviamo, dall'ambiente circostante. Avevo fatto un piccolo reel o short qualche giorno fa, dicendo che bisogna essere molto, molto severi sulle persone che ci circondano, perché quelle persone che ci circondano non sono energie che ci circondano e ci influenzano, perché noi abbiamo un'energia interna che può essere di un certo tipo, con una certa vibrazione, e noti che quello che ti circonda va a influenzare la tua energia. Quindi se la tua sposa, il tuo sposo, il tuo fidanzato, la tua fidanzata non sono in linea con te, ci sono sempre delle discussioni, sempre dei litigi, o comunque non va bene al lavoro, non vanno bene le cose attorno a te, non vanno bene le cose dentro di te. Certo che tutto ha influenzato poi, dall'esterno e dall'interno di noi, però, queste sono cose che non sono io a dirle, ecco, sono cose che sappiamo, ma ci dimentichiamo troppo spesso. Io da quando dormo nella giungla, vicino alla giungla, sto dormendo, diversamente rispetto a come dormivo prima, magari che ero vicino un po' più alla popolazione. Ma posso dirvi che dalla città alla natura, il nostro corpo cambia totalmente, totalmente. Non sai dormire meglio, inizi a sentirti più energico, inizi a sentirti anche più felice, perché cerchi meno il cellulare, guardi più queste piante, guardi più la natura, e ovviamente bisogna lavorare perché ognuno di noi deve pagare le bollette. Ma sì, insomma, trovare il lavoro che ti piace, trovare le persone che ti fan stare bene attorno a te è molto importante.
I ragazzi stanno arrivando. Mancano 10 minuti all'uscita. Guardate, Sharon sta arrivando lì. E Alfonso arriverà tra pochissimo. Vediamo se vi saluta in italiano, Sharon. Non penso, però. Vediamo se le sta imparando sta lingua. Sharon, saluta il pubblico d'Italia. Il pubblico di Veneziano Therapy. We are live. We are live. Sì, we are live in Welcome Veneziano. to the ancient world of the Maya. Perfetto. This is where my cacao journey started. I'm Ok. Sharon and I'm the founder from Sì. Herbal Cacao. Adesso dillo in italiano. Ah, ok, sì, parla italiano per me. Parlano italiano loro. Io no parlo italiano. Come Un non poco parla? espagnol, però no Parla italiano. italiano. Amore. Va bene, va bene. Saluti, amore. Ma sì, se lo sanno l'inglese. Mm. No, English. It's Okay. okay. We are waiting, Alfonso. Dov'è Alfonso? He's looking for a nice place to share a cup of cacao. And we are leaving because 10 minutes they are closing. Okay. Ok? 10 minuti they are closing. I just want to drink one shot with the cacao. I drink it before. I can see. Ok, vabbè, allora io finisco con Why don't la you start with diretta. the stuff? With the stuff? Ok, stai io. Ok. Cos'altro voglio dirvi? Ho finito per oggi. Chiudiamo quasi la giornata, qui alle 5:30 il sole va giù, si rialza alle 5, l'alba alle 5. La vita qui è molto semplice, poi la gente pensa che noi italiani, noi bianchi siamo ricchi, in realtà posso dirvi con certezza che la vera ricchezza non si misura appunto con la carta di credito, la carta di debito, ma la qualità della vita. Posso dirvi che la qualità della vita qui è molto buona. Ovviamente è molto basica, non so se riuscirei a vivere qui, però hanno tutto. Energia elettrica, molti posti hanno l'energia elettrica, altri no. Ma chi ha l'energia elettrica, chi ha l'acqua corrente, chi ha l'acqua è pulita perché arriva da delle sorgenti qua sotto, molto molto buona l'acqua. Si sta bene. E qui il Belize è comunque molto caro rispetto ad altri paesi sottosviluppati, è molto caro. Perché costa forse un poco meno della metà di quello che paghiamo noi in Italia, ma con degli stipendi che sono di 600 euro al mese. Quindi capisci che comunque se vivi come viviamo noi in Europa non ce la fai, però qui non pagano l'affitto, hanno la loro terra, mangiano la loro roba dell'orto. Se stai fuori la città ce la fai, però devi fare l'agricoltore, oppure se sei uno che ha studiato in un'università puoi anche fare lavori un po' migliori, no? Il medico, il fisioterapista. Qua servono sicuramente medici, fisioterapisti, come sempre, come ovunque nel mondo, ma se pensiamo, che ne so, fotografo, videomaker, uno che è un informatico, persone comunque che anche noi in Europa cerchiamo, se li mettiamo qua sicuramente prendono di più di 600 euro al mese. Non sono popolazioni povere secondo me, anche se in realtà se andiamo in mezzo alla giungla ci sono ancora persone che vivono senza elettricità, senza acqua corrente, però ho capito dopo anni di viaggio che insomma la vera ricchezza è lo stile di vita e non è quanti soldi abbiamo in banca. Certo che servono, come sempre, però secondo me noi ne spendiamo molti di più in Europa. Pensiamo solo a un affitto di casa. Qui quell'affitto non esiste perché ognuno ha la loro casa. Però sto facendo tanti, sto generalizzando molto, ecco. Niente ragazzi, finiamola qua, è stato un piacere.
e ci vediamo al prossimo live, non so quando, ogni tanto lo farò, magari una volta a settimana, ogni volta ogni 2, vediamo un po', quando voglia, quando ho tempo e quando i dati e l'internet me lo permette. Ok? Vi saluto ragazzi e ci vediamo alla prossima puntata. A presto.